diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Buonasera a tutti e benvenuti. Come promesso ci siamo. Abbiamo avuto giusto qualche minuto di ritardo. Giusto per dire, in realtà più di qualche minuto, però siamo arrivati, quindi io do la buona serata immediatamente a tutti i belli di Bella che in questo momento sono collegati sul canale 75 del digitale terrestre. Buonasera a voi, buonasera a chi in questo momento ci sta ascoltando in radio, a chi magari è in macchina, a chi è in giro per la nostra bellissima città. Do la buona serata anche a chi ci sta seguendo tramite tutte le nostre applicazioni. Buonasera a chi ci segue dal nostro sito, da Facebook, e buonasera a chi ci segue da TikTok. Ho riservato TikTok alla fine perché inizia ufficialmente la seconda puntata di Akumacca, appuntamento dedicato solo ed esclusivamente a loro, i nostri TikToker. Vado subito a presentare i nostri ospiti fissi e dare il benvenuto, perché in realtà lei la prima puntata non c'è stata per problemi personali, ma oggi l'abbiamo qui, quindi inizio a salutare loro. Buonasera Rocco. Buonasera. Buonasera Lidia, ben arrivata. Buonasera, buonasera. E buonasera Iole. Ovviamente ragazzi mi vado a sedere dietro. L'altra parte la riservo e adesso capirete il perché. La puntata di oggi l'abbiamo chiamata Odio e Amore, perché tra gli ospiti che voi vedete alla mia sinistra c'è un amore o un odio che insomma non è stato ben definito, e infatti Lidia adesso andrà un attimino a spiegare quello che succede nel mondo di TikTok, soprattutto tra Carmela e Alfio, e piano piano andremo a presentare anche gli altri ospiti. Allora Lidia, tu che sei, lo possiamo dire, no? Colei che sa tutto di quello che succede all'interno di TikTok tra tutti i vari TikToker, spiegaci un attimino. Noi abbiamo detto odio e amore, perché? Allora, buonasera a tutti. Parto col dire che ogni volta si dice sempre che si viene invitato alla gente che ha 100, 200, 300 follower. Invece stasera io vi ho portato, mi sentite? Sì, vai. Io vi ho portato delle persone che hanno poco follower, ma in questo momento si fanno sentire sulle dirette. E di chi? Di Tinuzzo. Eccolo. Tinuzzo. È quello. Eccolo qui, saluta Tinuzzo. Avete un microfono da quelle parti? Ecco, ecco, ne abbiamo più di uno. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Beh, allora Tinuzzo sembra quello che non ci colpa, bravo, sembra quello là immacolato. Tu lo vedi qua in quella diretta e lui parla e poi fa scatenare l'inferno. Sono piccoli di follower, ma fanno tanto rumore che arrivano anche a trattenere un pubblico di 250, 300 persone. E poi ghianci magari. Scatena l'inferno e poi ghianci magari. Subito ci ha dato subito. Ma è giusto, Rocco, è così. Noi vogliamo capire cosa succede. Allora, l'artefice è Tinuzzo che li fa incontrare nella sua live Carmela che non la conosce nessuno, ragazzi, perché è sempre anonima in quelle live, non si fa mai vedere. E invece Alfio Speciale Cattasio con una grinda di Vanniari mi ambia e a Rocco. Manco telefono mi ha pigliato. Alfio, non ci dice ciao Alfio. Al microfono, Alfio, il microfono. Ma Tinuzzo ha dato il numero sbagliato, perché era di mio fratello. Ma il numero sbagliato, e poi mi chiamato come numero. Io con il mio numero. Io a dire che ti sto sulle puntine. Hai ragione. Vero, Rocco. Tino, alza il tuo telefono perché ti vogliono anche vedere. Ma perché siete da così imbicati il gioco? Allora, io posso capire che voi volete stare sempre uniti, incucchiati. Io voglio raccontare questo amore e questo odio che appunto nella live di Tinuzzo è nato tra Carmela e Alfio. Cosa è successo, ragazzi? Mi spiegate un attimino cosa è successo? Tutto parte da un appuntamento dato da Alfio a Carmela. Doveva portare le castagne e una confezione di Nutella. Carmela mi ha detto ci incontriamo con Alfio. Io ho detto andiamo in questa chiesa, in una chiesa dove c'era padre Pignataro, e lui Alfio non si è presentato, quindi
Carmela ha qualcosa da dire ad Alfio. Io mi presentai ai 6. È la verità, io aspettavo a te. Devi aspettare tu, ma quale? Stamattina io ho imparato di Nutella. Mi ha detto che venivi continuo. E se ti vengo quando mi devo fare dell'anzafare. Molto tattica, fai danno. Quindi queste castagne, Niente. non sono arrivate. Vabbè, noi ricordiamo anche che comunque sia Alfio, tu corteggi la maggior parte delle donne. Aida, manco molto. Non è vero Alfio, perché noi ti vediamo sempre collegato, sali da tutte le donne che sono anche nella mia sali. Alfio. Cerchi di entrare per spettacolare, o vuoi sei in cerca di qualcosa. Ma quando è da live che sta parlando sempre Sei lui? sicuro che non c'è? Tranquilla, perché la mia ex ce la miei appena nel sedere. Ah, l'hai buttata a pedale alla Ma scusa, difendimi le donne, ha buttato l'ex. No, perché Ah no ragazzi, gli stava facendo le cose. Bravo, io tu sbagli a parlare Quando da live. io Tutte donne, Torico, che non si insultano e filmano così. sì, ma lo sanno dottore. Le donne si rispettano. Non vuoi andare a live, falla scendere. Fallo Di tutti i colori, molto state. Vabbè Carmela, è anche vero che tu una volta però in una videochiamata a Rocco, che segno gli hai fatto? Ah, è una battuta. No, ma cosa hai fatto con la lingua lunga? Mi rifiuto, metto in mezzo Ah, in me l'ha lingua. detto lui, che ci c'è in Marocco. Ma scusa, possiamo fare vedere come ha fatto Rocco? Certo, vogliamo vederlo. Inquadra, Tinuzzo, inquadra Carmela. Vogliamo Carmela, vedere fai vedere a tutti come No, fai. Tino dice esci la lingua rocca. E tu Io veramente non volevo. Fai finta che gliela stai uscendo. Guarda Rocco e gliela riesci. può fare? Certo. Ci richiudo, se pende. Aspetta, guarda Sonny e glielo fai a Sonny. Fagli a Sonny. Ecco, c'è anche non so se Madonna mia. Eravamo là, ci fece sangue tu, non mi richiudo una lingua. Vabbè, tipo che a te non ti piaceva però Camiluzzo. Avere due momenti fossi stato. Allora, in primis, già guarda, vado a immaginare io e andare a letto. Non ci capiamo. Ci vuole il suo letto con 8 pere, no? Con Però 4. ci vuole è più 8 bene, ma non per mia. Come no? Per te è più 8 bene. Ah, ma potete vedere, si credeva, sì, catino. Alfio, Carmela ha una vita sessuale molto attiva. E quindi- tu non avete Chiama Rocco, noi Affia. non avete notato il movimento di lingua che riesce a fare Carmela comunque, eh? Non l'avete notato. Guarda, visto? Ragazzi, non è Ce da la fai tu poco. Rocco? No, io no. Rocco, Fai tu, fai il proprio. Rocco, facci vedere il tuo movimento di lingua, Rocco. Ah, Rocco! Brava Carmela. Bravo Rocco, però io stai vedendo Dai, Rocco che che non mi ha leccato io da con te. Vabbè, però c'è Affio che ti dà lì perché afferisci da lingua chi Ma mai gli ruberei la ragazza ad Alfio. Perché si parla di ragazza, perché Ma stiamo tu parlando giochi? che abbiamo 17 anni all'uno, eh? Perché ricordiamo che Carmela è signorina. Da ricchi. Ma perché da lì? Da ricchi. Ah, Fio, ma perché tu mi conosci? Io no, Io i cristiani ci da ricchi. I cristiani sì. Ma perché tu come sai che Ma sono da perché scusa, tu l'hai frequentata tu? No. Io no. E allora? Molto sta. Ma Tenuto mi ha detto qualcosa, Tenuto. Tinuzzo, ecco la colpa, ce l'ha Tinuzzo No, perché non ci credo che ti lo parla. questo è quando io ti dico Tinuzzo sembra l'angelo in quello messo là, come fa Tinuzzo? Ma Io Tenuto, non ti giuro. Lidia, Non è vero. Tenuto lo chiama sempre a chiamare a Carmela, Non ma è sto vero. Alfio mi ha chiesto Carmela com'è sessualmente. Ho detto è una tigre. Allora ce la voglio Ma scusa, provare. tu come sai che Carmela è una tigre? Perché io quando ho conosciuto Carmela ha voluto. Ma penso che tu cassarmi. ci provato con Ma Carmela. come? Ma Carmela! Per mia Tino con Carmela ci fu una storia, tranquillo. Ma quale E storia? allora Tranquillo. perché tu ti picchi di gelosia? Io ce lo so. E certo che ti picchi di gelosia! Se sei geloso? Io no. Io dico Come se. vieni tu Tino con Ma Carmela si va a guardare i video Tino di con Carmela, non con Carmela! Io non so che Carmela ci fanno qualcosa tutto noi. Specialmente quelli in intimo. Ora è Natale, vogliono fare un panettone con la bottiglia. Lidia, ma tu l'hai visto l'intimo di Tino? Oh, tutti i cose registrati di Tino. Appunto, ma tu Si mette a da ballare lì, ma con tu le da lì. mutandine e magliette. Vabbè, però Tinuzzo tu provochi Carmela la signorina? Detta la signorina, giusto? Carmela mi dice sempre fammi vedere quando ce l'hai. Quando ce l'hai io ci mando i video in mutande. Ma fai che ce l'hai le mutande, no? Le mutande, sì. Ah, perché Tinuzzo tu a birichino non superi di 25. E tu dico io, e dopo ci sta un applauso.
Cioè, ma qui più che odio e amore vi buttate anche un po' sul porno. È perché Tinuzzo fa questi tipi di domande, durante la sera Tinuzzo si scatena con le domande. Ma fino alle 2:30 sono insieme al telefono. Con Carmela, Tinuzzo. Vabbè, tu come sai? Non è vero? Ma piano fuori la mia. Tu sei quello che fino alle 2 di Piano fuori la notte. mia. Allora, la verità è Tu fino alle 2 di notte. Aspetta, Carmela vuole dare la verità, vediamo. Allora, tu ti giuri tutti A là. casa para magari dei centimetri. Sì. Voi che cosa allora, fate? Qua si fanno le live org. Ma Denuzzo ha un gruppo di WhatsApp. Ci sono 12 Io basta che io persone. un giustrichita, pigliai Fino alle 2:30 di notte parlo Non è 28, vero. 39. Fino alle 2:30 di notte no. Quando Io non ho poi solo un quando siamo uomo. da videochiamate no, è fino all'1 alle 12:30. Infatti. Carmela, volevo dire una cosa, però dillo che l'altra sera lo aspettavi sulla sedia a casa, che hai detto aspettavi ad Alfio. Ma scusa, ma come lo sulla aspettavi? sedia. Ma Aspettava. avevi le gambe chiuse o aperte, Carmela? No, a me mi ha detto aperte, lo aspettava a gambe aperte con la minigonna. Vabbè, dai, che Iappio Ma ci tu sei prova, si arrivato, vede. Iappio è innamorato, Ci io non sei te le innamorato, caregge no. Alfio? Non ci sei andato tu? No. Come no? Io so di sì. Ma diglielo come mi tratti nel gruppo. Ma digli. io ti tratto male. No, ti disciuto, tu fai una ucca. Ma perché Arriva. ti vuole amici di Ma mia? perché? Ma io mi faccio mettere per la faccia di dia. E tu mi metti per la mia. E io sono io tuffetti Ma dia. oggi il babbo. Dove state? Ah, poi c'è dici che ci fa fare la pagina magari, Ogni volta dici fa la scena in da live. Ma come andi tu in da live? Voto, mi faccia. Voto, come andati in da live? Ah, Cara, stiamo di dire, ma casa io una che ti bella dico, radio, come hanno tutti uniti. Anna che ti dico. Non la insultare a Carmela. Ieri tu, I modo. femmine non si insultano. Ma vuol dire, ci sono femmine e Sì, femmine, sì. ci sono certi No, femmine. E infatti si Alfio rispetta- chiama sempre in si the live le rispetta tutti femmine. i generi Alfio, femminili. chi è che a parte Carmela che ti piace un sacco, proprio che si vede che ti escono gli Carmela occhi a poi, fuori? allora Lidia, io penso che Carmela è una bella donna, tutte cose. Ma la che tiene su Ah mia! Ma Tino, no, non è vero Lidia! Tino mi conosce Carmela, bene! Carmela. Tino mi conosce bene! voleva la nutella di un chilo. Vedi da quale pulpito viene? Volevi castagni. Ma senti una cosa, ma secondo te la Nutella a cosa gli serviva? Ma lo sai, tu puoi pensare, tu puoi mettere. Secondo me te la voleva. forse gli Secondo me te la voleva spalmare tutta La mia addosso. Ida volevi A meno cannone. che voleva che ce la spalmavi tu addosso, no? Appunto, chi lo sa? Ma vuol dire? Ma Sicuramente. perché ce la fai? Ma tu ce la fai? Tu ce la faccio ancora? Allora ti No, vizioso. perché ti hai invitato? Ma che fate? A questo punto mettetevi d'accordo, se no mi mangio io a Nutella. Bravo! A te non c'è un'altra cosa a te vedo. Tra i due litiganti il terzo gode. Si dice la fai? Io lo già faccio. Qua la cru. Io. Vabbè, in ogni caso vi mando Rocco. Io però Capita che non Ci vuole scatta gru. un palo. Scusa, tu non sei a gru? Io penso che Carmela Guarda, la cosa, si c'è sta Carmela mostrando Andorra. molto Ma disponibile. senti Rocco, ma ne posso dire una cosa? L'altro giorno, io sono scusate, l'altro giorno, discutiamola sta cosa, che l'altro giorno tu hai chiamato Alfio per invitare alla trasmissione. Tino mi ha dato il numero, non era il numero sbagliato perché Tino Muresi da rubrica. Parole, WhatsApp. Cosa è Rocco. successo? Te lo giuro sui miei figli, capi che era Iatto già la voce. Dice ciao Iatto, sogno Rocco con Perché come ti pare, io non conosco il nome Rocco. Vero, verissimo. Ma non ero io. Io l'ho dato il tuo numero. Ma se- Era Jay, non mi starai, io l'ho dato personalità. Rocco, Il mio Rocco, numero è finisce 122. Mi mandavo tutto lui, Allora chiamo di dito. infatti io chiamo io. Cappè mi chiamasti e ti dicevo pomeriggio. Bello Rocco, mi Rocco, chiamasti. l'altro telefono è di mio frati. C'aveva il prezzo di mio fratello, aveva problemi. ma aveva voci di... Era lui, da E lontano. come parava? No, Come parava? tranquillo. Dopo poi quando mi chiamava la seconda volta, ciao Rocco, sogno Iatto, mi chiamasti. Stavo un muscolaio il telefono, ti chiamo un po' culo. Un video rico io cado in sotto a tutti. A tutti. Tutta io giornata. Scusate, io sto sentendo in questo momento... Allora, siccome ci fu un acceto con gli altri, cagnone chiamava un da live. Bravo, me lo Che mi ricordo, dissi me lo ricordo quando un ci ha po' tempo, attaccato, ma ma non ci ha attaccato attaccavo. in una live che non era la nostra. Non era Lidia! E ha iniziato a insultarci che noi non eravamo i migliori, ma erano altre persone migliori che non voglio nominare. Lidia! Lui si furia tutti i live. Ma li porterete queste persone che dicevano che erano i migliori? No, e poi io ho visto li una porteremo? live. Domanda, li porterete queste persone che Chi dicevano lo che erano sa? i migliori?
Ci sarà uno scontro? Chi lo sa? Se accettano, possiamo lanciare perché no? questa Chi lo sa? pietra? Chi lo sa? Se accettano perché Chi no? lo sa? Comunque io in questo momento sento odore di qualcosa. Sento odore di qualcosa. È possibile che è odore tipo di. No, sono i cannoli di Carmela. I cannoli di Carmela. Fermi tutti. Allora, io vi ricordate la settimana scorsa cosa avevo detto? Rocco, vieni qua. Allora, Se veglio qua con modo tutte Vieni sette vicino. divani. settimana scorsa, domenica, prima di entrare in diretta lunedì, eravamo in una live dove stavamo spiegando alle persone come fare per entrare, ecco, in... Palle e parene. Esatto. Ci fu un arrivo che abbiamo mostrato lunedì. Sì. E io ho detto, volete fare abbinare Casemana Cacciazzi, faccio bene l'antica tradizione e ci faccio direttamente gustare tutte le sue prelibatezze. Ed eccola qua. Buonasera, mi la prestate un titolare telefono per fare un microfono? Francesca. Buonasera Francesca. La titolare di Antica Tradizione. Allora, cosa c'è? Avete realmente mantenuto la promessa che avevate fatto in live? Perché eravamo in live, era lunedì scorso, mentre stavamo facendo la puntata, sono arrivate le pizze, lui ha detto Francesca, hai ragione, sì che lo puoi posare, aspetta, anzi, Rocco, fai come l'altra volta. No, vai Francesca, no, qui, Francesca, ok, mettilo qui, vieni qua. Ragazzi, a me non mi dite di posarlo perché mi metto qui mia che non mi firo. Ecco, allora Francesca, scusa, qui ci hanno portato, c'è Lidia, che cosa tieni tu? Allora io tengo un panettone sicuramente da 1,6 kg dal peso proprio, a un prezzo stracciatissimo e facciamo aspetta, non vedere... lo muovere perché stanno facendo l'inquadratura in facciamo TV. vedere infatti immaginavo pistacchio, guardate ragazzi artigianale, quindi lo fate voi. Vabbè, ma avete a casa non due botti, ora abbiamo un cavo, ne potremo scannare. Vabbè, tranquillo, perché sono sicura che Francesca mi abbia pensato. Allora ragazzi, pistacchio di bronze, e ve lo assicuro perché sono entrato nel laboratorio, pistacchio di bronze. E può essere anche più di 1,6 kg perché quasi 2 kg, sì. Quasi 25 euro un panettone di 1,6 kg con pistacchio di bronze. Ma non allora solo. due su cose, un bazzio o si sediamo e vuole fallire? No, voglio chiedere una cosa per chi ci segue da casa. Sì. Visto che arriva Natale e il panettone non manca, vanno a prenotazioni? Anche, soprattutto, certo. Quindi diciamo che chi vuole il panettone si può direttamente recare presso Antica Tradizione, può prenotarlo anche telefonicamente. Sì, allo 095 72 54 551. E eventualmente vi possono contattare anche su Facebook con numero WhatsApp. Sì. Perfetto, quindi i metodi ci sono. Certo, Vengono pasticceria Antica Tu Tradizione. vuoi dire magari Rocco e Alice? Diciamo- Sant'Agata di Sant'Agata di Battiati, zona San Paolo. Perfetto. Via ragazzi. dell'Autonomia numero 30, 32 e 34. Perfetto. Vi diciamo semplicemente che dopo la live su TikTok faremo vedere quello che questi fantastici vassoi contengono. Nel frattempo noi li lasciamo messi qua e ci inebriamo di questo ciavuro. In mia potremmo come si finire suol magari dire. Ma non qua. solo, scusate, perché a prescindere che già hanno un prezzo Per me finiamo la trasmissione. basso State costo, buono, fino alle 22:20 dobbiamo stare qua. Mamma mia. a prescindere che hanno un prezzo basso costo, io vi dico anche che facendo il nome di Lidia e Rocco avrete ancora di più lo sconto. Certo. Perciò io penso che perché non approfittarne in questo momento, periodo di Natale, ma anche prima per assaggiarlo, no? Tavola calda, di tutto e di più. Di tutto, certo. Francesca, noi ti ringraziamo. Grazie Rimani a con voi. noi che appena finiamo mangiamo Ok, tutti insieme. va bene. Grazie, Francesca, ringraziamo rimani con Antica noi, che appena Tradizione. finiamo, Francesca. Lo possiamo lasciare anche qui, Lidia. Se vuoi lo puoi mettere anche lì. Ok, a questo punto. Io mi metto in parole. Ecco, Rocco lo Rocco vedete da in primo cominciare a fare un po' di Sì, lui è pagato. Venitevi a sedere tutte e due, subito. Non è- Immediatamente Dai. seduti. Allora, siccome ogni volta che c'è il nostro ospite C'è un mangia. culinario, io poi mi sbilancio. Ok. Allora, la prossima settimana vi prometto, senza che tu sappi niente, però siccome sai quando la pauca sarà così, la settimana prossima verrà il nostro. Verrà il nostro Sabarua, amico. questo tu sto La mangiare, settimana questo si prossima verrà il nostro amico Enrico di Area 51 e ci delizierà Con i suoi taglieri. Porterà salumi, formaggi, salame, mortadella, di tutto Allora, e di più. ma Area non solo. 51.
via Coppola numero 6, angolo via di San Giuliano e Teatro Massimo. Ma ragazzasi, tagliere almeno di mezzo e mezzo. Aspetta, però nel frattempo che ci siamo ricordiamo la serata di giorno 22 all'area 51. Ragazzi, ci sarà una bellissima serata, apriscena, con me, Rocco e tutti voi. E altri TikToker nostri ospiti. Vietato mancare. Bene, dopo aver fatto diventare Bella Radio, pizzeria alla prima puntata, gastronomia alla seconda puntata, alla terza salumeria. E ancora non ha visto niente. Vedremo cosa succederà. Abbiamo, come sapete, in ogni puntata abbiamo un collegamento con un cantante, un artista appunto che conosciamo tutti. Scorsa settimana abbiamo avuto i nostri ospiti e ovviamente anche questa sera abbiamo un ospite che conosciamo bene, che vogliamo bene, un artista che canta davvero da tantissimo tempo, lo conoscono ovunque. Quindi io vado a dare subito il benvenuto al nostro, ragazzi per favore silenzio, Francesco Zerbo. Buonasera a tutti. Ciao Francesco, buonasera. Ciao Rocco, ciao, bene. Come stai innanzitutto? Bene, voi? Tutto bene, grazie. Siamo in studio, hai Mi visto? sentite bene, no? Cosa? Mi sentite bene, giusto? Sì. Se riesci a parlare poco più forte perché sentiamo l'audio basso. Ora mi senti? Adesso sì. Innanzitutto come stai? Bene. So che ci sono tante belle novità, tante cose imminenti, tante serate, tanti eventi. Sì. Grazie a Dio, sì, tante serate, un brano che uscirà tra poco e poi sarà in pubblicità su Bella Radio, come sempre. Falsi miti so che stanno andando bene, mi fa molto piacere. Sì, il nuovo brano del nostro Francesco Zerbo, che anche qui su Bella Radio è molto richiesto, Falsi miti, anche diciamo di fare condivisione a iosa. E parlando di condivisioni, Francesco, ho visto che ho visto che anche tu su TikTok sei sempre presente con la tua musica. Sì. E visto che stiamo parlando Sì. E visto che oggi è un social, diciamo, del social. Riesci a mettere la cuffietta un po' più vicina al labbro? Aspetta. Mi senti ora? Ah, molto meglio, grazie. Allora, dicevi? Ho detto che è il social più forte che c'è. Esatto. E volevo capire. Andiamo meno male tutti quanti lì a fare la pubblicità. Esatto. Tu cosa pensi di questa cosa dei TikToker di oggi? I TikToker, cosa penso in che senso? Ci sono tanti dibattiti, c'è chi dice non sanno fare niente, di qua, di là, però insomma anche gli artisti subentrano all'interno di TikTok. Cosa ne pensi tu di tutto quello che sta avvenendo fuori? Perché come sai questa è la allora, il TikToker parte come dici tu, TikToker. Aspetta, perché già non si è sentito niente da capo. Il TikToker, aspetta che tolgo queste cuffie, aspetta. Ok. Adesso va molto bene. Ora mi senti? Sì, adesso sì, vai. Il TikToker nasce come TikToker, giusto? Sì. Però può diventare anche un artista. Sì. Perciò alla fine non niente di così eclatante, di così vedo molta gente che offende questi TikToker che non ha senso. Sì. Perché ognuno di noi, tu lo sai come la penso io, ognuno di noi facciamo quello che vogliamo della nostra vita. Bravo. Se uno sceglie di fare il TikToker, come si chiama, non so nemmeno come si chiama, come si dice. TikToker. Vedo ad esempio Rocco, vedo la ragazza vicino a Rocco che è la moglie di un amico mio, Lidia. Gli altri non li vedo bene, ma sicuramente li conoscerò e sono TikToker, perché io TikToker lo guardo sempre. Iole stessa, alla fine non vanno male a nessuno. Se piacciono, che cosa vuoi? Falli divertire, fino a quando si divertono, falli divertire. Sono d'accordo. Quindi anche è la stessa cosa, io canto, non piace a tutti. È giusto, è vero, però è anche bello capire il pensiero degli artisti, perché sai, si dicono tante cose, quindi è bello sapere anche cosa pensa in questo. Sai cosa mi ha detto, diciamo, uno che fa lo stesso lavoro mio, no? Sì. Ma se TikToker, ma l'hai visto? Esatto. In siciliano lo dico, mi capiscono tutti. Ma questi TikToker come li chiami tu, li hai visti? Dici, ma chi si dice ne levano un travaglio? Sì. Allora, posso dire una cosa, Francesco? Sì, vabbè. Allora, diciamo che Francesco adesso è S-Music, quindi fa parte della nostra etichetta discografica. Sì, con tanto piacere. Allora, io volevo dire che
a proposito di TikToker, ho contattato Rocco e Lidia e abbiamo fatto questo programma perché penso che loro magari in uno spettacolo possono fare altro, quindi i cantanti nello stacchetto, come tu ben sai che c'è lo stacchetto, si possono esibire con quello che sanno fare, perché se Rocco sa cantare o sa fare uno spettacolo può anche diventare qualcuno. Ma io anche, lo sai come li vedo anche come, scusa Mary se lo dico, se ti faccio la concorrenza, li vedo anche una forma, possono fare anche dei presentatori negli spettacoli, tipo uno showman, diventa tipo showman, questo capito? volevo dire. Cose così, perché poi tu prendi Rocco ad esempio, Rocco già appena lui parla normale ha quel modo di parlare, quella battuta, che è un tipo che fa ridere, un tipo che piace come parla, come scherza, è un tipo piacevole. Infatti, come stavo dicendo, Rocco è stato lui il primo ad invitarmi in questa vostra trasmissione, l'ho incontrato da Fefè e mi ha invitato, io lo ringrazio immensamente. Come stavo dicendo, questi TikToker hanno qualcosa che piace alla gente, perché se uno ha 300.000, 400.000, 500.000 seguaci non è per caso. Ciao Francesco, io sono Lidia, io volevo dire brevemente questo. Ciao Lidia, dimmi. Noi ci siamo iscritti perlomeno 3 anni fa, quando mi sono iscritta io non sapevo dove andavo incontro, cioè era per giocare, per scherzare. Oggi è diventata una questione lavorativa, ma prima non lo era. Sì. Ma in questo mondo dello spettacolo, diciamo, perché fate parte dello spettacolo, nel mondo dello spettacolo, tra virgolette, non è proprio mondo dello spettacolo. Sì, è sempre ci entriamo adesso, piano piano, ma prima non era così. Però voglio dire, già fate scene spettacolo, fate, come si dice, fate serate, fate delle cose, giustamente già fai parte del mondo dello spettacolo. Ma si inizia tutto per gioco, perché tutti iniziano per gioco in questo mondo, anche chi fa il cantante neomelodico, chi fa il cantante italiano, inizia per giocare, tranne che uno ha la presunzione di iniziare, faccio successo. No vabbè, ma non vai da nessuna parte, abbiamo avuto questi tipi anche su TikTok, ma non si sono fermati. Ecco, Lidia, io questo perché ovviamente deve avere tu un talento, perché se non hai niente in 2 minuti non sarai più niente, capito? Se indi con la presunzione su TikTok una persona che non ti conosce, da te vedrà solamente presunzione. Se tu entri a farti conoscere in questo mondo bellissimo, perché comunque TikTok era bellissimo, non dico che ora non è bello, ma prima è importante, è bellissimo, prima era tutta un'altra cosa, cioè si facevano le scenette con il marito, con il compagno, con la sorella, era un modo per svagare. Oggi purtroppo lo devo dire, anche se sono una TikToker, è diventato qualcosa di più grande di noi. Ma voi siete abbastanza seguiti, vedo che siete abbastanza seguiti, tu, Dario, Rocco, come ho detto, altri TikToker, però sai, c'è qualcosa che a volte infastidisce, ti dico cosa, come la penso io. Tu sei Lidia, lui è Rocco, io parlo di voi perché so i vostri nomi, purtroppo i nomi non li vedo chi sono gli altri, per questo non. Comunque i signori che sono là con voi sono TikToker pure, la stessa Iole, vedo molti TikToker, non è il vostro caso, che hanno tipo, come dire, hanno uno scopo di lucro, una cosa proprio che lo fanno apposta, quella cosa, vanno nella bottega, ti faccio la pubblicità. Questa già diventa, per me, per quello che faccio io, diventa un po' fastidioso. Mi hai capito cosa voglio dire? Diciamo, Francesco, tra virgolette, diciamo, dall'Ippi non è una cosa bella. No, io mi allippo sempre, Francesco. Rocco, specialmente io mi allippo da mangiare, ma un invito per mangiare. No, tu Lidia, no, non parlo. Però non parlo perché tu vai Rocco si allippa in tutti i minuti. Sì, l'ho capito. E secondo che mi allippo magari io con Rocco. Diciamo, Francesco, mi sono trovato a parlare con un amico mio che ha una bottega e ci è andato un TikToker, non dico se è maschio o femmina, non lo dico. Guarda, la vuoi fatta la pubblicità, ti costa così, ma dici non stai venendo di te per farmi fare la pubblicità. Se tu che stai venendo di mia, ma picchiri, non ho più fatto la pubblicità, grazie lo stesso. Diventa poi diciamo una cosa che ci sono questi personaggi, ma grazie a Dio non lo siamo noi e siamo contenti. No, infatti ho detto non è il vostro caso. Sì, no, ma ti do ragione. Questa è una cosa che mi dà un po' più fastidio, ma il resto no, divertitevi, fate quello che fate. Grazie. Perché anche fate
fate sorridere la gente che oggi ne ha di bisogno veramente. Comunque diciamo che Francesco, tu poc'anzi hai preso in pieno il discorso che ti dicevo io quando hai detto appunto c'è tanta gente che dice la serata la faccio io, questi sono arrivati, ed era proprio qui dove volevo andare a parare, quindi è una cosa che si sa. Va bene Francesco. Però vedo anche, sai cosa? Vedo Dimmi. tra loro, tra tanti TikTok, vedo tanta invidia, tanta concorrenza, tanta battaglia, ma... È vero, questa è una cosa che dicono tutti. Comunque Francesco, io ti aspetto qualche pomeriggio in radio, mi vieni a trovare, parliamo dei tuoi brani, delle serate che sono tante. Allora, giorno 15 sarò a Siracusa insieme a Nino Fidello e a Rosolini. Scusa se mi faccio la pubblicità. Vai. Il 9 sarò a Siracusa in un'inaugurazione di Fabrizio Ci sono pure io lì con te. Forse ci sei tu che presenti, forse, Sì, non lo so. sì. E il 20 sarò al Palaghiaccio. E ci so pure io. Va bene, no, il 20 no. Va bene Francescusso, appena finiamo la puntata ci sarà il tuo brano, lo ascolteremo Falsi Miti. Noi ti ringraziamo. Ciao, io vi saluto tutti, 1, 2, 3, 4, non siete 8, a tutti 8 e a me con me 9. Vi voglio bene, continuate così. Ciao Francesco. Ciao. Iole, non c'è bisogno di te che lo dico perché tu sei figlia d'arte, perciò come faccio? Lo so Francesco. Un bacio. Comunque vi voglio bene, grazie sempre. Ciao. Un bacio. Ciao Francesco, ti vogliamo bene. Ciao, salutami Dario, Lidia. Sì, ciao, grazie. A questo punto ringraziamo Francesco Zerbo, direi di andare in pausa pubblicitaria e poi ritorniamo con il secondo round, perché qui tra odio, amore, telefonate a 8, discorsi ancora più 8, non si sta a capire più niente, però vogliamo arrivare a capire pasticcini, panettoni, tavola calda, raga. Andiamo in pubblicità, Comacca tra poco. Spot. In piazza Carlo Alberto, a Catania, il braciere si sposa con il bar, creando un'atmosfera che scalda il cuore e il palato. Bar Termini, tavola calda, cocktails, caffè e i nostri piatti cotti alla brace. Vieni a trovarci in piazza Carlo Alberto 22, zona Fiera, Catania. Bar Termini, dove il fuoco e la passione per il buon cibo si incontrano. Food and Tradition Cirincione, il cuore della tradizione culinaria a Catania. Da Cirincione troverete solo il meglio, carne fresca dalla nostra macelleria, selezione di salumi pregiati e deliziosi preparati pronti da portare a casa. Vieni a trovarci al Corso Indipendenza 171 Catania e in via Licata 28 Lentini Siracusa. Delizia il tuo palato con autentici sapori. Telefono 095 45 51 76. Macelleria, salumeria, Food and Tradition Cirincione, i sapori della nostra terra. Freschezza Rametta, esperti da oltre un secolo nel settore ortofrutticolo. In questo periodo vi propongono carciofi di qualità, coltivati con amore e passione. Freschezza Rametta mette il cuore nella produzione per garantire al consumatore un prodotto sempre fresco e di qualità. Freschezza Rametta, da oltre un secolo nelle tavole dei consumatori. Freschezza Rametta lo trovate al mercato ortofrutticolo di Catania. Luxury Drink di Antonio Riccardi, il tempio delle bevande di alta classe. Da Luxury Drink troverai l'essenza della raffinatezza, alcolici, superalcolici, enoteca esclusiva e una vasta selezione di ogni tipo di bevanda, capsule e cialde caffè, infusi avvolgenti, champagne, vini padronali e bottiglie personalizzate per regalare un tocco unico. Con Luxury Drink il gusto diventa un'arte. Vieni a trovarci in via Ambra Alagi 2, Catania. Servizio a domicilio gratuito 349 85 86 895. Luxury Drink di Antonio Riccardi, dove ogni goccia è un'esperienza di classe. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi io ascolto sempre e solo Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. A tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella Radio. E siamo ritornati dopo la pausa pubblicitaria. Io vado come sempre a ringraziare quelli che sono i nostri sponsor, grazie a tutti.
ringrazio anche Salvo Scibilia, la MS Music, Rocco, i produttori di questo nostro grande evento che appunto è Acumacca. Seconda puntata, siamo già arrivati alla seconda parte. Allora, ritorniamo nel nostro divano salotto TikTok, lo possiamo chiamare così. Siamo anche in diretta su TikTok. Ovviamente ricordo a tutti che potete scaricare la nostra applicazione, basta scrivere Bella Radio e in questo modo avete l'applicazione da scaricare anche in TV e potete seguire tutto l'intero programma, oltre che nelle nostre faccine qui. Allora, dove eravamo rimasti? Perché abbiamo avuto Francesco Zerbo, abbiamo interrotto questo salottino dove finalmente Carmela e Alfio stavano un attimino cercando di capire questo appuntamento mancato, queste castagne non arrivate. Ma io invece voglio sapere un'altra cosa, Mary, scusami, perdonami. Dimmi. C'è Manuele, il suo marito? Sì, sono qui. Il suo compagno, scusami, il tuo compagno come si chiama? A parte che si nel mezzo tra Alfio e Tinuzzo e già mi sto iniziando a preoccupare. Ti sei messo male, insomma, non è che ti sei messo male. Hai la bontà di Alfio che va in cerca di donne salendo e scendendo dalle live. Però può andare anche in cerca di uomini, visto che hai pure. A prescindere questo, ascoltami Alfio. Voi siete venuti, scusate, voi siete venuti in trasmissione, ditemi, tu che sei venuto qua, per che cosa? Tutta la mia. Io sono venuto a difesa delle donne perché ogni volta Alfio. E dai, forza, fammi vedere a difesa delle donne di cosa? Offende le donne, gli dico C'è un tocca. Offende a me. Io tutte le donne, siete brave. Poi per Carmela non ne parliamo. Non mi offende troppo. Signore mia, che bella torniamo a te, bella. Guardate. 400 kg. Senti, già sei tutti live, non è possibile che sta insultando. La fatta la coscia. Tiruzzo, tu sei venuto qui, ma ancora non abbiamo sentito il tuo parere. Allora, il mio parere è che Carmela è delusa da quest'uomo perché quest'uomo ripetutamente ha dato della cicciona a Carmela. Carmela, essendo una donna che ha le sue forme sono stupende. Ma l'altro giorno ti ho mandato un video con la balla sul tavolo. Aspetta, forse lui non l'ha guardata bene. Vieni qua, Carmela, alzati. Vieni. Buonanotte. Ci penso io. Fai un giro a centro studio, Vieni Carmela. qua, Carmela. Innanzitutto, ragazzi, io Maronna. Vabbè, ve la voglio a dire far che tu vedere. perché ti volevi fare inquadrare tu. No, io già sono stata all'Olimpiadi tutto il tempo, quindi non c'è bisogno. È stato questo. Vicino Carmela mi sento piccola. Allora, Ma in Carmela, che mi senso? prestate un microfono? Carmela, vieni qua. Senti, tramette, ma tu cerchi compagno? Perché se vuoi la impiattiamo qua. No, non ne cerco compagno. Però io vorrei un attimino. Alfio, aspetta un minuto, stiamo parlando di Carmela. Oggi domani nasce un amore, la devi guardare con gli occhi love. Oh, guardala, io la sto girati verso Alfio. Allora, facci la coscia, Carmela. Carmela, mostra la coscia. Carmela, ascolta a me. Fai la femmina. Mostra un attimo la coscia, vieni qua. Esci la coscia, Carmela. È uscita. Devi uscire la. brava. Così. Vai. Fagli vedere. Si sta avvicinando. Vai, fai vedere la femminilità. Ecco, il tuo mi metti una canzone atmosferica. Aspetta, Carmela, tu dai retta a me che arrivano le castagne e arriva anche la Nutella. Mettimi una canzone fashion. Allora, Sonny. Carmela, se vuoi ti faccio vedere io come devi fare con Carmela. Vieni qua, Siamo Rocco. diventati 8, siamo Rocco e Carmela balleranno la canzone. Vieni qua. Rocco balleranno la canzone. Tu devi stare solo fermo all'impiego. Balleranno la canzone. Tu devi essere no così, guarda, vai da fermo così. Fai finta che io sono tu, guarda, Carmela. Ma perché ci sono magari Alfio? Lo vedi così? Questo devi fare. Questo. Vai, Carmela. Ascoltami. Ora mettimi 9 settimane e mezzo, Sonny. Aspetta, Carmela. Prima, Carmela, aspetta, non di. Ecco. Così Alfio ti guarda. Pronta? Alfio, accomodati. Con molta nonchalance. Fai l'uomo che arriva la donna. Adesso arriva la donna.
mettiti rilassato e guardala come si guarda una donna, perché è una bella donna la nostra Carmela. Diciamolo, tutte le donne sono belle. Tutte le donne sono belle e non si disprezzano. E Carmela ti ama. Hai capito? Carmela. Sonny, sei pronto? Ancora? La mattina Sonny, sei pronto con il brano? Aspettate. Guardate cosa vi combino io. A lei Carmela piano piano. Dopo di queste le tette messe in faccia. Bacialo, bacio. Quest'amore. Carmela, un movimento de Minnes. Un movimento de Minnes. Vai. Anche il foulard nel collo. Ormai l'hai inebriato col suo profumo, l'hai inebriato. Ok, può bastare. Io devo dire che a Rocco gli è piaciuto pure, vero? Aspetta Rocco, ora te lo faccio dire. Devo dire solo una cosa. Ci vuole solo un pochino di pepe e guarda come gli animi si surriscaldano. Far mostrare una coscia, far mostrare un movimento un attimino ancheggioso e guarda come puff, la situazione cambiò. Scusa, da odio nacque l'amore. Carmela, perdonami. Dall'odio nacque l'amore. Un attimo, ecco, scusate. Con Rocco. Ci voleva la Mary per farvi allora, pronti con la musica? Cambiamela la musica, mettimi quella di... Flora, perdonami Flora. Mettetemi... Io voglio essere sedotto. Lasciatela a suo agio. Io mi sposto. La canzone per favore di 50 sfumature di grigio. Cambiamo, a lui gli abbiamo fatto 9 settimane e mezzo, a Rocco ci facciamo 50 sfumature di grigio. E scusami, tra una sfumatura, uno spogliarello e un po' di grigio, insomma non ci manca niente, quindi vai con Rocco. Carmela, non la toccherò per niente. No, c'è quello. Sta scattando tu moglie da fuori la casa. ha cambiato Carmela, ha cambiato. Io le mettiti più vicino a me, vieni qua. Vai Carmela, si parte. Aspetta. Vai Carmela. Mi piace. Era più una garaglia nera. Allora io Carmela. Vai Carmela, Ragazzi, siamo in TV, non possiamo andare oltre. Gli orari sono limitati, Carmela. Ma tu sei una birichina, però, Sei una birichina, sei. Chiudiamo questa canzone che qui l'atmosfera è diventata troppo calda. Carmela, scusate, state tutti zitti. Devo parlare. Stasera tu moglie da fuori la casa. Copriti, devo chiedere una cosa a Carmela. Scusatemi, datemi un microfono. Carmela, vieni qua, io e tu. Vieni qua. Che ti facciamo fare? Senti, tu sei una birichina. Io c'ho tosta.
Sei una birichina monellina. Ma no così. Però se ne deve scegliere uno. Non puoi fare un colpo con uno e un colpo con l'altro. No, me l'avete spogliato a Rocco, me l'avete denudato. Qui se ne deve scegliere uno, Carmela. Va bene? Lo so. Satanata. Dice però sono single, però. Sono single e faccio quello che voglio. Capito, ragazzi? Seguite Carmela, sono single e faccio spoglio. Faglielo coniglio. Giusto, Carmela, seguiamo. Cagni di portare stai a bolle quando Andiamoci a sedere. Chi stiamo sicuro, magari andare un'occhia. Scusate, posso fare una richiesta? Certo, anche per due. Favore. Dici Carmelo. Alfio, no Carmela. Scusami, mi sono rimbecillita. Dici Alfio. Allora, io voglio salutare a tutte le amiche di TikTok. Sì. A Amy, a Maria Angela. Sì. E a tutte le amiche. Un grande abbraccio, ragazzi. Ti voglio bene. Li salutiamo. E con Rocco dovevamo salutare Giuseppe. A Salvuccio e tutti i ragazzi del chiosco 80 Palme. Perfetto. E al mio amico Cristian Paternò, un bacio. Io devo salutare il mio amico Peppuzzo, Peppe, un bacio. Carmela, ma sei Peppuzzo. arrabbiata? Quanto non lo fai? Ma Carmela. Carmela. Io non sono arrabbiata, ma sei arrabbiato tu. Io? Niente, tu spugli stanno là, Rocco. Stasera Rocco è fuori la casa, tu con te stasera. Vedi che Carmela l'ha detto che Rocco impazziva per Rocco e l'aveva sognato. Quindi oggi si è passato il piacere. Lo vedo sempre su TikTok. Vedo al video. Ma l'hai visto vestuto? Ora mi ma ho spugnato, ora sta scandando con suo moglie, dobbiamo fuori la casa. Gioco c'è dare ragione però Affio, perché l'ha detto sempre. Tu non ci portaste a essere una castagna Rocco. I castagni gli imbarattoli di Nutella. E come tu vuoi, mi sa? Allora, però possiamo. Io. La verità, sappo con tutte cose. Che ha affamata la piccerina. Ma era San Mattino, non sogno. E San Mattino, e San Camminino. Vabbè, ma Vicky, scusa, non ho capito. Scusami, Alfio, non ho capito. Io sono Lidia, Tu scusa. non vuoi, scusa, cosa ti costa a te portare le castagne? Sono venuto, non sono venuto. Non è vero, Lidia, non è vero. E pare l'alzafame, viene il vestito. Doveva venire il cottino, non è fino vero. alle 6:30, ho testimoni io. Hai testimoni? Testimoni. E Carmela, tu dov'eri? Ah, Villa Bellina, ero sul vestito. Lo chiamate Titino, e non mi chiamate. Si spiegava alle 8. E la colpa non è di Carmela, la colpa è di Tino. Non è vero. La colpa è di Tino. Non è vero, lui all'appuntamento non c'era, io aspettavo lui. Lui ha spento il telefono. E Carmela mi ha chiamato alle 6 e Ma Carmela quale avevo spento? Io ci avevo acceso. Ero in diretta con Emi e con Maria Eri a Angela. fare i contigli nell'out live. Io lo fa contiglio da tutte le live, tutta è nata. Io ti metto. No, non mi dire no. Finisce di notte. Lo spia. Io vado solo nella live. Ma io ci faccio compagnia a Lida, a Rocco di saluto. Di saluto. Però Alfio noi lo possiamo dire, dimmi Solo Ole. lo stanno dicendo che la colpa è di Alfio. Alfio perché lo dice così. Alfio mi Alfio la ricorda respinge perché se appena respingesse sa venissi. Rocco, ma è troppo violento. Però io mi ricordo Io se mi violento non lo voglio. Ma fatti pistare per i ari. Ma guarda, Ma voi ve lo ricordate Alfio la prima volta Rocco come ci ha aggredito? Che ce l'aveva. Scannava, Allora fammi capire che cos'è che avevi contro di noi. Tu chiamavi in una live e dicevi Carussi, Lidia, Rocco, Allora, Zazzelli. Chiamavi nella nostra live e ne dicevi siete il numero 1. Chiamavi nella nostra live e cominciavi a fare film. Vero, hai ragione Lidia. Io non Ma i contigliari ci sono sempre. No, fa contigliare da tutte le live. Oh, ti stai a moda. Poi visto che ero mi meglio. Sì, Ruffiano, sei Allora, i meglio ci Ruffiano. sono. I meglio chi sono? Tu, Rocco, anche in Monte di Fame, per me sono. Sì, Ruffiano. No, io non vai sulla live, sono Litino. È giusto, ognuno deve avere Però il se suo allora gli parere, il piacciono suo è giusto, pensiero. noi siamo per la coerenza. È giusto, non apriamo argomenti su persone che non ci sono. E lui all'epoca è salito in quella live e mi caricavo. A me e a Rocco. Ma io questo vizio, Non è vero, non mi invita. non è vero, Lida, ricordati. Vedi che me la ricordo pure io. Ti ricordi il primo giorno sono solo di te. Io ti ho detto solo i cugini di tuo termine di Andresi. Sì, però all'inizio che faci sta vagnata sta Lidia. Ma io ti ho mandato fuori per quale motivo? Allora, È vero, Lidia, si facciolo proprio. La canuscia appena avere un dalocchi. Affio, tu picchi dita, un po' facessi Scusate, l'ultima puntata. Senti, si proprio facciolo. l'ultima che sarà la più calda. Come li sta a metà qua? Un po' dire perché già ti canucchio.
Ma tu Se quando... accettano, alcuni sta a metà. E perché non dovrebbero accettare? Almeno sono amici tuoi? È ovvio, ci siamo chiariti tutti e siamo tutti amici. Tu su questo rivorresti social. qua in trasmissione per Sì. fare cosa? Vorrei Armando e Nunzio seduti lì, l'ultima puntata. Di fronte? Di fronte. Allora ci battibecchiamo solo qua dentro, ma fuori nuovamente amici. Ah, questo poi ne parleremo, ragazzi. Ne parleremo di questo, non lanciamo. Comunque, insomma. Carmela, dimmi, Gioia. Io credo che stasera nascerà questo amore. Sì, vabbè, ma sto parlando con lei per parlare di te. Lidia, ma la cosa brutta è che stasera me li devo caricare in macchina io a tutte e due. Vabbè, io li porto al boschetto. Tu calci un Un boschetto. Ma perché usavamo un cambiare un boschetto? Ma c'è un boschetto, E qual è un boschetto della praia? Ma mi pare smaliziata già. Sai un boschetto, sai la pineta. La verità, sa tutte cose. È istruita. Sì, ma Tinuzzo, ma fra i due litiganti stai vedendo che tu ci stai godendo, ah? Ma noi ce l'abbiamo un facciolo, fammi capire, Tinuzzo, che cos'è che ti fa godere in questa situazione? Ma le videochiamate, non ti metteva Ma se mi dica parlo, voglio Ah, i videochiamati con chi li fai? videochiamate si fa. Ah no, tutto gruppo. Lui no, meno male che non c'è. Ma vero fuori. Sei in videochiamate due uomini con una donna? No! Sono 10 donne e un maschio. Non è vero, tu mi fai la videochiamata mattina. Sono 10 donne e un maschio. Ma guarda, tu fai le videochiamate se ti rimani alle 7 del mattino. Io mi devo trovare un uomo. Così con l'occhio socchiuso io mi sveglio e vi affio speciale che mi chiama alle 6:30 di mattina. Mi chiama alle 6:30 di mattina. Poi alle 7 mi chiama Carmela e Lo stanno dicendo a Generullo, chiama ogni mezz'ora, dici. Ma fammi capire, tu perché chiami? Imparare i mali di Ma se Carmela. stamattina uscivo su sta porta, non dici secchetti. Allora, sia Emily che Mariangela. dove Stavo anda? dicendo sia Dove Emily che anda? Mariangela. Chiamo ogni mezz'ora. Sia Emily che Mariangela, dici che chiama ogni Nel mezz'ora. rullo scrivono lo zio Alfio chiama ogni Emi, sì, bravo, mezz'ora. Emi, grazie. Vero dicono. Ma tu chiami a Tinuzzo o a Carmela? No, chiama a mia purtroppo. E perché chiami a te? Che picchiare in titia? Stamattina ho chiamato 2 volte tuo la colazione. Ieri mattina tenuto solo sotto a casa tua. Ma perché c'è? Qualcosa non mi guarda. No, non posso venire, ho una febbre. Non l'ho saputo, ci chiama. Scusami. Chiama a Tinuzzo, non ci chiama a Carmela. A Tinuzzo perché vuole abbassare la cosa con Carmela. No, mi vuole abbassare la cosa con Tinuzzo. Io lui sta rossicchio. No, beh, ci chiamo sempre. Stamattina non si è chiamato per finire la colazione di Ma io caffè. attendo sempre, ci È chiamo. giusto, ieri magari. C'è con un trame di Tinuzzo. Ma io sono stata a casa di Tino. Aspettate ragazzi, a 1-1 perché altrimenti non si capisce nulla, ci stiamo sovraffollando e non si capisce nemmeno nel rullo, capiscono quello che dite. Ok, allora ragazzi, a 1-1 parliamo perché altrimenti nel rullo non si capisce nulla, perché stavano scrivendo appunto che non capiscono quello che state dicendo, quindi parliamo ad 1-1, ok? Allora vai. Aspetta, scusa, perché c'è lo Zalfio che come... Non si frena, non si frena. Ma perché il rullo capisci qualcosa del rullo? Rosario, se sapevo ti invitavo con zio Alfio. Hai insultato il rullo. Chi l'ha insultato? Alfio non fa parlare a nessuno. Ragazzi, scusatelo dai. Allora, non sa quello che vai dice. Alfio, cosa volevi Bloccatelo dire? domani. Levate No, sai che le persone del rullo hanno capito qualcosa? Certo che hanno capito. No, non devi Sto dicendo che sei innamorato pazzo. Ragazzi, Ma guarda, Certo che ho capito, che fai schifo una mattina sera. Sì, che bella sono in moto. No, perché io quando salgo. Ti stai muta! Io quando salgo nella live di Tino, fa la gente. Tu non comandi a casa di Tino. Tu arrivi, Tino è il padrone di farmi salire. Ma vuoi? E quando mi chiama Giussi, vai di Tino che ti vuole sul Sì, Mizzica, mi puzzica c'è. Mizzica, Muto state. Muto, vivola. Muto. Ti piace un biscotto? A te ti piace un biscotto, non hai bisogno di biscotto. Muto, vuoi la Nutella di mia? A te per la musica, Ma ti io piace domani magari? mattina, allora domani mattina alle 8 sono a casa di Tino, vuoi la Nutella, sì o no? Senti, allora, Ah, perché non so come non sta cambiando io? Scusa. Meno male che non sai. Io Meno vorrei- male che non sai. Ma vuoi la Nutella? Sarà Santino a sua casa. No, io te la state, vuoi la Nutella? aspetta, Ti vuole io vorrei parrucciarmi? raccontare-
Io vorrei raccontare una disavventura che gli è successa. Non c'entrano. Che gli è successa a Carmela. Non ti senti? Sì che ti senti. Niente, comunque ragazzi, più basso, pensavo di sistemare la situazione tra Carmela e Alfio e non siamo riusciti completamente. Questa discussione non la ve la porterete di abbiamo fatto uno spogliarello. Lidia ve la può sistemare. Che cosa che fare? Io sono sicuro che tutti noi nel letto fareste scientifiche. Andiamo perché dobbiamo, ecco, come ha detto Rocco, Lidia vai al centro. Aspettate, prestamelo Carmela, perché Lidia ha realizzato anche lei il suo primo brano ed è arrivato il momento di presentarlo. Ci divertiamo. È arrivato il momento di presentarlo anche qui su Bella, il brano che porta come titolo 3 minuti. Ragazzi maschietti, ma che ci combinate? È sempre la stessa storia in sta casa, troppo pesante sempre stesse scuse. Mo sono stanco, mo c'è la partita, ci sta qualcosa che non mi capita. Ti credi che sei bello, sei carino, catteggi pure un coppo e motorino. Se basta una ragazza fai il cretino, mo lo dico, mamma da sugare. 3 minuti solo che me da carezza, manco che me dai tu capo e tu fa scugliare. Ti vanti dalle doti da guerriero, ma hai perduto pure che stasera. 3 minuti ormai si sa un po' per social, chi ci segue sta avvocato non stai fa. La donna piace essere coccolata, con le cose mi sento trascurata. E va bene Rita, tu lo sai che oggi c'è la partita del Catania. Vediamo che succede questa sera. Non sto mettendo a capo dopo un sera. Ti aspetto messo pure completino, ma tu pensi solo telefonino. Non voglio sapere niente, son cazzata. È una settimana che ci sto provando, non c'è niente da fare, sarà morto. Mo te faccio proprio fuori a porta. 3 minuti solo che me da carezza, manco che me dai tu capo e tu fa scugliare. Ti vanti dalle doti da guerriero, ma hai perduto pure che stasera. 3 minuti ormai si sa un po' per social, chi ci segue sta avvocato non stai fa. La donna piace essere coccolata, con le cose mi sento trascurata. Minuti ormai si sa un po' per social, chi ci segue sta avvocato non stai fa. La donna piace essere coccolata, con le cose mi sento trascurata. E va bene dai, ti do questi 3 minuti della mia vita, andiamo. Grande E dobbiamo ringraziarlo per questi 3 minuti quasi quasi. Il brano della nostra Lidia, questi 3 minuti. Diciamo gli uomini di oggi. Esatto, vabbè, dettagli. No, diciamolo che sono gli uomini di oggi. Puoi parlare in quello, Lidia? I ragazzi di oggi. Come cioè, vengono tutti belli, pronti, carichi e poi Carussi. Non c'è niente di paiatta. Assolutamente. Eccolo. Va bene, visto che siamo in fase canto, Rocco, vuoi venire? Ma che volare che non c'è meno di sì, il senso era quello. Rocco, tu quando eri appena faccio su comodo come moglie, ma gliela farò vedere. Hai visto, ecco, te, allora. 3 minuti. È stata anche troppo, diciamo, bonacciona, no? In questi 3 minuti? Troppo gentile. Pensi che il marito 2 minuti e qualcosa. Va bene, non sono fatti intimi nostri questi, lasciali i 3 minuti o i 4 o quelli che siano.
Ma come finivo con la canzone, Rocco? Com'è finita? Che qua tutti stiamo aspettando. Io non l'ho voluta fare in fretta questa canzone perché sto aspettando che il video lo prepariamo in una maniera che Lidia lo sa che verrà fatto. Chi deve essere nel nostro video. E sto aspettando qualche giorno. Vi assicuro che prima di giorno 15 è pronta. Va bene, ma nel è una promessa. Io volevo levare un dubbio a chi non lo sapesse, perché sempre tutt'oggi, a distanza di 20 anni, mi scrivono, mi dicono, ma ancora giorno pensata, allora, ma come faceste tu a conoscere a Finizio? Ma come nasce il statore con Finizio? Allora ragazzi, un'amicizia bellissima, è vero, perché per chi non, Rocco l'ha portato ancora non lo sa, oggi vi levo il dubbio, perché stiamo mandando un videoclip della storia mia con Gigi Finizio, così saprete tutti quanti come è nata tutta. Andiamo, vediamo la registrazione. Ciao a tutti, sono Rocco. Sì, quel Rocco che tutti conoscete come l'amico di Gigi Finizio. Ed ogni volta mi chiedete, com'è nata questa amicizia? Beh, oggi sono qui e vi svelo il segreto. Dovete sapere che tra Rocco e Gigi c'è di mezzo un angelo di nome Carlo. Era il fratello maggiore di Rocco, che a soli 25 anni, in un lontano 1993, ha deciso di farla finita con questa vita terrena. Quel 7 febbraio, giorno in cui lo hanno trovato privo di vita nell'abitacolo della sua macchina, insieme al suo corpo hanno trovato una lettera riposta sul sedile passeggero, ed insieme a questa lettera i carabinieri hanno consegnato ai familiari un anello e una cassetta musicale del suo idolo, Gigi Finizio. Al momento della consegna degli oggetti, l'appuntato di turno ha comunicato che la cassetta era ancora in funzione al ritrovamento di Carlo. Dopo anni, nel 2006, Gigi era ospite nella trasmissione Insieme su Antenna Sicilia, ma causa brutto tempo la serata venne annullata. Così Rocco e il fratello piccolo, Adriano, si recarono presso l'albergo dove alloggiava Gigi e fortunatamente lo trovarono seduto al bar dell'hotel, e così hanno avuto la possibilità di parlare con lui. Grazie alla sua disponibilità. Da subito Gigi si accorse che a Rocco gli era difficile comunicare, non sapendo che per lui era come se suo fratello fosse lì, con loro, fin quando poi Gigi non lo mise a suo agio ed ebbe la forza di raccontare il perché di questa passione nei suoi confronti. Dopo il racconto, Rocco capì subito che persona era Gigi, sensibile e molto umana. Si lasciarono con un nodo in gola, come il verso di una sua canzone attuale. Ma Rocco, non spiegandosi il perché, capì subito che quello, però, non sarebbe stato un addio, ma un arrivederci a presto. Qualche mese dopo, Gigi con i suoi ragazzi di Scampia ebbero la possibilità di fare un progetto con dei ragazzi siciliani al Teatro Massimo di Catania. Rocco si catapultò subito quando venne a sapere che Gigi Finizio quella sera cantava nuovamente a Catania, nella sua città. Il teatro era stracolmo, ma appena Rocco mise piede in sala, Gigi Finizio si accorse subito di lui e con un cenno gli indicò di girare nei camerini, dove lui lo aspettava. La felicità di Rocco fu immensa, ma lo era ancor di più vedendo che non si era scordato del loro primo incontro, quando parlarono del fratello Carlo. A fine serata gli chiese se volesse cenare con loro e nella sua incredulità Rocco accettò subito. Rocco non poteva credere che era a fianco del suo idolo. Ha subito pensato che in tutto questo ci fosse stata la volontà del fratello Carlo. A fine serata, prima di salutarsi, Gigi gli chiese se avesse accettato un invito. Infatti lui il giorno dopo avrebbe cantato in un paese di nome Scafati e gli chiese se avesse voluto essere presente alla serata insieme alla mamma e al fratello. Rocco accettò subito nel suo stupore, accettando anche per loro, non avendo chiesto neanche il loro parere. Si salutarono, dandosi appuntamento per il giorno seguente alle 12 presso l'hotel dove Gigi Finizio alloggiava.
Ovviamente Rocco non rispettò i patti, perché invece dell'ora stabilita, alle 9 del mattino, era già presente nella hall dell'hotel, tutto euforico, trascinandosi mamma e fratello. Ma verso le 10 si sente chiamare. Ed era Gigi, il quale appena lo vide gli disse testuali parole. Io lo sapevo che tu saresti venuto in prima mattinata. Se era per te, dormivi qui fuori. E Rocco rispose: e tu? Come mai alle 10 già sei sveglio? E Gigi rispose: perché volevo andare a fare una camminata insieme a te. Dopo aver presentato Gigi alla mamma e al fratello, li lasciarono lì nella hall, si allontanarono insieme. Una volta in macchina, Rocco disse: Gigi, ma dove vuoi andare? E Gigi rispose: in un solo posto, a trovare tuo fratello Carlo. E allora a quel punto Rocco scoppiò a piangere, perché capì che persona aveva accanto e che dietro tutto questo c'era veramente il volere del fratello. Arrivati al cimitero, Gigi si emozionò, baciò la foto e dopo qualche minuto andarono via. Da quel momento Rocco, la mamma e il fratello Adriano, ogni volta che lo incontrano o sono invitati da Gigi, per loro è come stare accanto a Carlo, perché in tutto questo c'è un volere divino. Beh, il resto è storia. Una storia che va avanti da 16 lunghi anni, una storia fatta solo di affetto, di lealtà reciproca e di stima. Rocco sarà sempre onorato di questa amicizia e non si stancherà mai di ringraziare Gigi. Rocco ci tiene anche a dire una cosa a tutti. Voi lo ringraziate per quel 4 maggio del 2022, dicendo che lui e Gigi vi hanno fatto emozionare, soprattutto quando Gigi Finizio ha fatto salire Rocco sul palco, dedicando 10 anni fa al pianoforte. Rocco vuole ringraziare tutti. Quel giorno rimarrà uno dei giorni più importanti della sua vita. Su quel palcoscenico non c'erano solo Rocco e Gigi e un pianoforte, ma insieme a loro c'era il suo angelo custode, il fratello di Rocco, Carlo. Grazie Gigi, sei speciale per tutti. Ci sono delle cose talmente tanto grandi e talmente tanto importanti che arrivano a colpire anche chi tramite una storia riesce a percepire un millesimo di quello che in realtà chi la vive realmente può sentire e provare. Sicuramente Rocco, nella tua vita ci sono stati dei momenti troppo difficili. Molti. Però allo stesso tempo questi momenti difficili oggi allo stesso tempo ti regalano anche un sorriso al cuore, che può essere appunto quello che è il legame che tu hai con Gigi Finizio, che a parte un artista come lo vedevi tu un tempo, perché un tempo per te era solo un artista inarrivabile, oggi per te è un amico, è un pezzo di vita, un pezzo di cuore. Non lo vedo mio tuo fratello, infatti volevo dire proprio questo, perché forse ti riporta a lui vicino, è come se tuo fratello ti arriva proprio con lui, e da lì è nata questa amicizia che secondo me sarà indistruttibile. È un amore grande, lo possiamo definire amore, perché questo è amore. E quindi, come dicono tutti i ragazzi che sono collegati, Rocco il nostro orso buono, dal cuore buono. Quindi facciamo un applauso anche a Rocco, perché insomma nella vita i momenti difficili sono troppi e abbiamo raccontato con una storia. Adesso ragazzi, purtroppo in questo modo siamo arrivati al termine. No, va bene, io ringrazio. No, certo, vieni, mettiamoci avanti, questo lo facciamo alla fine. Venite. Certo, veniamo tutti qua, adesso facciamo tutto quello che c'è da fare. Anche voi ragazzi, certo, in chiusura dobbiamo fare vi dovete mettere tutti in posizione foto, perché domani la foto, cioè stasera la foto la troverete sia su Instagram che su Facebook di Bella Radio, e poi tutti quanti la posteremo. Ragazzi, tutti in posizione foto, 1, 2, 3. Prima di
andare a fare i ringraziamenti, Lidia, Rocco, Iole, tutti quanti, io voglio ringraziare ufficialmente quelli che sono i nostri sponsor. Grazie ragazzi per far parte del nostro programma. Chiunque volesse entrare a far parte della famiglia di Agumacca può contattare Salvo Scibilia, Rocco, Lidia, la MS Music e avrete tutte le informazioni, anche perché mi sa che questo appuntamento sta piacendo a tutti, quindi di puntate mi sa che ce ne saranno parecchie. Vai Lidia. Allora io saluto e ringrazio il mio Rullo che oggi è stato qui con noi, anche se per metà, perché comunque è stata segnalata la live e cose come varie. sempre. Ma figurati, arriverà dove dovrà arrivare, ma ci sono i miei amici sia Gossip che i Soldi Spicci che sicuramente hanno registrato. E a proposito di registrare, voglio ricordare che la puntata oggi è lunedì, andrà in replica mercoledì sera alle ore 21, quindi non ve la perdete, e domani l'intera puntata la potrete trovare caricata interamente sul profilo di Bella TV. Sapete che noi tutte le nostre puntate le carichiamo sul canale Bella TV, c'è la playlist chiamata Agumacca e lì in ordine cronologico potrete trovare tutte le puntate man mano che si va avanti. Il canale devi dire però, Bella TV. Bella TV su YouTube? No, sul digitale terrestre il canale è il 75, in FM perché siamo anche in radio sono i 103,7 e poi potete anche scaricare la vostra applicazione sul vostro cellulare o TV, basta scrivere Bella Radio e in questo modo avrete l'applicazione e su YouTube per tutte le puntate Bella TV. Ringraziamo i nostri sponsor Enzo Rametta, Cirincione, poi sono il Bevande Luxuri e Bevande Luxuri. Sì, di Antonio. Ok, ringraziamo tutti. E a questo punto ringraziamo anche Antica Tradizione che questa sera ci sta facendo magnà. Noi ringraziamo tutti quanti coloro che sono stati con noi. Vi diamo appuntamento a lunedì, mi raccomando, Agumacca! Ciao, buonanotte!